Primo partito nel paese, Fratelli d'Italia si impone anche in Friuli Venezia Giulia. Il centrodestra prende la metà dei voti in regione, ma la Lega si ferma al 10% alla Camera, assegnati i primi seggi in Parlamento. Il Partito Democratico si attesta sul 19% delle preferenze. Letta non si ricandiderà al Congresso, in regione ci richiede un passo indietro di Sciaurli che decide, serve un profondo rinnovamento. La vittoria del partito della Meloni potrebbe modificare gli equilibri in regione e avere effetti anche sulle elezioni a Udine. Fontanini non scioglie le riserve sulla sua candidatura e chiede al Carroccio un ritorno al passato. Un 31enne marocchino è stato fermato dai carabinieri di Casarsa con l'accusa di abusi sessuali su una donna di Valvasone in un magazzino di San Vito al Tagliamento. È stato arrestato. L'Udinese è la squadra con il più alto minutaggio di stranieri della Serie A, subito dietro Torino e Spezia. Totalizzare i minuti azzurri dei bianconeri, due soli giocatori, Udoge e Silvestri. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Già in mattinata sono terminate le operazioni di scrutinio per le elezioni politiche in Friuli Venezia Giulia, ma non è ancora certo quali rappresentanti della nostra regione siederanno in Parlamento, e a pesare sono i complessi meccanismi della legge elettorale Rosatellum che tiene ancora in sospeso alcuni candidati. Primo partito in Italia, Fratelli d'Italia si impone anche in regione che vira a destra ancora più di altri territori, con un risultato definitivo che si attesta al 50,34% al Senato e al 49,87% alla Camera. Il centrodestra vince tutte le sfide nei collegi uninominali in regione. Risultano dunque già eletti Luca Ciriani di Fratelli d'Italia al Senato e Vannia Gava della Lega, Valtteri Rizzetto per Fratelli d'Italia e Massimiliano Panizzut della Lega alla Camera. 12 seggi tra Senato e Camera da assegnare al Friuli Venezia Giulia, oltre agli uninominali. Per quanto riguarda il Senato, certi del seggio sono Tatiana Roiz del PD e Francesca Tubetti di Fratelli d'Italia. Il collega di partito Giambattista Turidano se la gioca con Marco Dreosto della Lega, con l'europarlamentare leghista in vantaggio. Per quanto riguarda la Camera, invece, certi del posto Nicole Matteoni di Fratelli d'Italia e Deborah Serracchiani del PD. Manca solo l'ufficialità per Emanuele Loperfido di Fratelli d'Italia e Graziano Pizzimenti della Lega, mentre l'ultimo posto dovrebbe vedere prevalere il terzo polo sui 5 Stelle e quindi vedere l'elezione di Isabella De Monte in sostituzione di Ettore Rosato, già eletto in altra regione. Per l'analisi del voto delle politiche che in regioni come la nostra, ma anche in Veneto e Lombardia, ha visto Fratelli d'Italia sorpassare nettamente il Carroccio, c'è stato un vertice di tutti i governatori. Ovviamente c'è attesa anche per i ragionamenti che alla luce dei risultati di oggi vengono fatti per quanto riguarda la nostra regione e le prossime elezioni. Allora andiamo in diretta a Trieste da Andrea Pierini. Buonasera Andrea, a te. Buonasera Francesca e buonasera ai telespettatori di Telefriuli. È stata una giornata ovviamente intensa, soprattutto in casa Lega, che insieme al PD viene considerata un po' dagli osservatori come il partito che è uscito peggio da queste elezioni. Oggi c'è stato un vertice con i governatori da parte di Matteo Salvini, che ha incontrato appunto i governatori ed è emersa unità di intenti su come coinvolgere tutti i territori a partire da un'assemblea programmatica nazionale per accompagnare la nascita del nuovo governo a mettere al centro proposte e priorità. La volontà è quella di riavvicinare al voto e dalla Lega gli elettori astenuti. Questi sono gli obiettivi che appunto ha dato Salvini nel corso di questo incontro. Domani ci sarà il Consiglio nazionale a cui prenderà parte in presenza anche il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, e poi gli altri appuntamenti li andremo a scoprire nei prossimi giorni, perché Fedriga poi mercoledì sarà a Roma per degli incontri istituzionali e giovedì è prevista una conferenza
conferenza stampa proprio qua dietro nel palazzo alle mie spalle. Cosa succederà in Casalega? Al momento la situazione è chiaramente calda, però Matteo Salvini potrebbe proseguire nel suo mandato almeno fino alle elezioni in Lombardia. Resta da capire cosa succederà invece in Friuli Venezia Giulia. Questo è il nodo più importante, ma abbiamo raccolto tutti i pareri anche all'interno di Fratelli d'Italia e la volontà è quella di far proseguire la giunta Fedriga e ripresentarsi proprio con Fedriga presidente di regione a primavera, quando appunto scadranno i 5 anni di questa giunta regionale e verranno chiamati gli elettori al voto. Saranno mesi belli intensi in regione, visto che di fatto saremo insieme alla Lombardia tra le regioni più importanti che andranno al rinnovo dal voto, e questo è il quadro al momento. Quindi fiducia confermata in Fedriga. Da quello che emerge in Fratelli d'Italia la volontà è quella di ripresentare Massimiliano Fedriga alle prossime elezioni, cioè non sconvolgere un assetto che funziona bene, e quindi vediamo anche cosa farà lo stesso Fedriga e cosa succederà in Casalega, e potrebbe essere determinante appunto il ruolo dell'attuale governatore in caso di volontà di chiudere con Matteo Salvini. Grazie ad Andrea Pierini per questi aggiornamenti, e a sostenere che la leadership di Massimiliano Fedriga non è intaccata dal risultato di Giorgia Meloni. Anche il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Giacomelli, sentiamolo. Che in tutta Italia hanno premiato la nostra coerenza, la nostra competenza, e anche un riconoscimento di una classe dirigente che evidentemente a livello regionale c'è, viene riconosciuta, quindi una regione che in questo momento è ai vertici nazionali per risultati già altissimi di Fratelli d'Italia. Il risultato potrebbe far mettere in discussione la leadership di Massimiliano Fedriga? No, non lo fa e non lo farà. Quando già a partire dallo scorso anno, anche a Trieste eravamo già alle comunali dello scorso anno primo partito, abbiamo sempre detto che non useremo il nostro consenso come una clava nei confronti degli alleati del centrodestra. Gli equilibri della prossima regione saranno definiti non dai risultati di oggi ma dai risultati delle regionali. Quindi non abbiamo mai chiesto un posto in più, uno strapuntino in più, una poltrona in più, non è nel nostro stile. Chiediamo senz'altro attenzioni alle nostre linee politiche, questo sì, perché vengono evidentemente apprezzate dagli italiani e anche dai nostri corregionali. Alla Camera andrà anche l'attuale vice sindaco di Pordenone, Lo Perfido, in quota Fratelli d'Italia, e l'amministratore locale in partenza per Roma traccia la linea delle priorità. Governare in questo momento con queste difficoltà è una cosa che veramente non è da augurare a nessuno, però c'erano le elezioni, ci siamo candidati, abbiamo vinto le elezioni e come abbiamo affrontato tante difficoltà affronteremo anche questo, anche perché, ripeto, con l'esperienza di amministratori che abbiamo sappiamo esattamente cosa l'elettorato si aspetta da noi e cosa dobbiamo fare per famiglie e imprese. Intervenire sulla questione energetica è la priorità numero 1, abbassare il cuneo fiscale per garantire nuove assunzioni e per fare in modo che l'economia torni a girare. Sono questi i primi passi che faremo, e la cosa positiva è che abbiamo una coalizione che l'ha condiviso in un programma e con questo programma andremo avanti. Felice per il risultato personale, meno per quello del partito, il leghista Panizzut. Massimiliano Panizzut, neodeputato possiamo dirlo, perché ha trionfato all'uninominale. Sì, diciamo di sì. Continuiamo questa bellissima esperienza a Roma a servizio dei cittadini di tutta la regione, e far parte di un governo di centrodestra che speriamo tempi tecnici si riunisca prima possibile deve essere appunto la partenza per risolvere concretamente i problemi dei cittadini. Per il dato assoluto della Lega, che forse è andata sotto le aspettative. Chiaramente è innegabile aver pagato l'aver fatto parte di un governo, quello Draghi, il governo di emergenza. Indipendentemente dal dato politico, il dato di gradimento del Presidente Fedriga era sul 70%, quindi credo che debba continuare, anzi nella Lega c'è la gerarchia tra virgolette, per cui Salvini stesso ha detto che continueremo con i congressi che fino adesso si è iniziato a fare. La democrazia interna andrà avanti con i militanti che sceglieranno, per cui non è assolutamente in discussione nulla. La coalizione di centrodestra, a prescindere dai risultati dei singoli partiti, è risultata vincente. Il commento del vice governatore della regione Riccardi, che non si esprime in ragionamenti che riguardino solamente Forza Italia. Ma io non parlo di politica dal 2018, quindi fatemi parlare adesso.
Intanto guardiamo i dati, l'unico dato chiaro è che la coalizione unita vince, gode di salute, naturalmente poi gli equilibri all'interno della coalizione, secondo tutti i dati che vediamo, sono sicuramente diversi. Quindi, ripeto, mi sono dedicato alle emergenze per quasi 5 anni, non mi farete dire quello che penso fino in fondo in questa occasione. Penso che ci siano molte cose da analizzare nel dettaglio e per prepararci a quella che sarà per noi la competizione altrettanto importante delle elezioni regionali, sulle quali credo la leadership di Massimiliano Fedriga mi fa piacere che non sia messa in discussione da nessuno. Senta, ma per quanto riguarda un esame interno a Forza Italia? Nota evidentemente un calo dei voti rispetto al passato. Però le stagioni della politica abbiamo imparato a conoscerle molto brevi, no? Allora, prima Berlusconi prendeva il 40%, poi l'ha preso Renzi, poi l'ha preso Salvini, oggi lo prende la Meloni. L'importante è avere la maturità di una coalizione che sappia tenere gli equilibri. Soddisfatto invece per il risultato ottenuto da Forza Italia Franco Dalmas, quantomeno a livello nazionale. La tenuta c'è stata a livello nazionale, noi prendiamo oltre l'8%, quasi quanto la Lega, e dimostriamo di essere forza di governo insostituibile e determinante per formare il governo di centrodestra, che comunque con il 42-43% governerà questo Paese. Peraltro vorrei aggiungere, ma si tratta di temi di campagna elettorale, adesso la campagna elettorale è finita, bisogna pensare a cosa fare in questi giorni, che saranno difficilissimi, che sono quelli relativi alla formazione del governo, però aggiungo un fatto: Forza Italia è parte del Partito Popolare Europeo, quindi è la vera cambiale che questo governo ha da spendere in Europa e nei rapporti dell'Alleanza Euroatlantica, e quindi da questo punto di vista gli italiani stanno più che mai tranquilli. Sul fronte PD molto duro il commento all'esito del voto da parte di Francesco Russo, che mette in discussione i vertici del partito a livello nazionale e regionale. Io voglio essere molto chiaro, questa è una sconfitta, è un giorno in cui sicuramente le cose non sono andate come speravamo, è una vittoria netta del centrodestra. Ripeto, il Partito Democratico ha perso anche per responsabilità di chi non ha voluto unirsi in una partita che si poteva giocare forse testa a testa addirittura se si fosse fatta la scelta di un campo largo. Sicuramente il Partito Democratico non ha trovato le parole per farsi capire, non ha trovato il modo di rinnovarsi, non ha probabilmente trovato anche le facce credibili. Ringrazio Enrico Letta perché ha fatto chiarezza almeno e guiderà questo percorso fino al Congresso. Credo che valga anche per il livello regionale, dove il risultato del Partito Democratico sia il più basso della storia della nostra forza politica. Chi ha fatto le scelte anche nella nostra regione nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, credo dovrà farsi qualche domanda e credo ci sarà negli organi la possibilità di discuterne. E arriva anche il commento del segretario regionale del PD, Cristiano Sciaurli, che dice: abbiamo confermato i risultati del 2018 e siamo ancora la prima forza di opposizione e secondo partito. Detto questo, non sono i dati che auspicavamo e per i quali abbiamo lavorato. Sono dati che segnano una sconfitta netta anche in Friuli Venezia Giulia, con una vittoria inequivocabile di Fratelli d'Italia e della destra. Sciaurli aggiunge: in questo momento il mio ruolo è a servizio del PD. Non è una sconfitta, non è una delusione personale che può far venire meno questo. È chiaro che c'è bisogno però di un profondo rinnovamento sia nella dirigenza del partito che nei ruoli elettivi. Tutti quelli che oggi ricordano che sarebbe opportuno fare un'alleanza, conclude Sciaurli, li avrei voluti sentire se l'avessimo fatta davvero con il Movimento 5 Stelle dopo la caduta di Draghi. Letta è stato l'unico che ha provato a costruire davvero un campo alternativo e mi sembra ingeneroso criticarlo. Non ce l'abbiamo fatta e ne prendiamo atto, però non me la sento assolutamente di inserirmi nelle fila di quelli del giorno dopo, chiude Sciaurli. È troppo semplice. Riconfermata al Senato Tatiana Rojc, sentiamo l'intervistata ad Andrea Pierini. È una buona notizia per me e per il PD che abbiamo
confermato la mia elezione e ringrazio per questo gli elettori, e il PD ha avuto un risultato un po' meno buono, ecco, soddisfacente di quello che ci siamo attesi. Credo che il Partito Democratico debba ripartire dal territorio, ascoltare i territori è determinante. Abbiamo tante persone valide, abbiamo tanti giovani validi che bisogna valorizzare. Cristiano Sciauli, è giusto che prosegua fino alle regionali? È evidente che bisognerà aprire una riflessione, poi decideremo sul da farsi. Le regionali sono alle porte e credo che il PD abbia ancora grandi possibilità di recuperare quello che insomma abbiamo perso in questa tornata e recuperare per una guida della regione che sia una guida propositiva, positiva e soprattutto che guardi verso il futuro. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, potrebbe essere escluso per una manciata di voti il deputato uscente Luca Assut, con invece Stefano Patuanelli, già ministro, eletto in un'altra regione. Noi come Movimento 5 Stelle siamo contenti per la percentuale nazionale che abbiamo preso, chiaramente ci avevano dato per morti e devo dire che dal 2009 ad oggi ci hanno dato per morti moltissime volte, forse ho perso anche il conto, e invece insomma a sorpresa siamo al 15, qualcosa per cento e ci darà l'opportunità di avere un buon numero di eletti in Parlamento, chiaramente l'opposizione, così vediamo, insomma a livello regionale siamo al 7, più o meno quello che ci davano anche nei sondaggi fino a qualche settimana fa. È un punto di partenza, sappiamo che dobbiamo ricostruire il territorio e riorganizzarci e partiremo subito da domani, anche perché le regionali sono vicine. Il terzo polo con Azione Italia Viva si è attestato in regione attorno all'8%, un risultato positivo secondo i candidati che dicono che questo è solo l'inizio. Risultato che dà soddisfazione per il lavoro svolto ad una formazione politica nata da poco, e quindi lo consideriamo, diciamo, un punto di partenza per un lavoro e un impegno che sarà da continuare da oggi in avanti, in una prospettiva come quella indicata da Renzi e da Calenda di tipo europeo riformista. I risultati di oggi, di queste elezioni, confermano la necessità nel nostro Paese di una forza squisitamente riformista per dare, come dire, asilo a tutti quei cittadini che credono in un'Italia moderna, di progresso, fondata sul lavoro, e quindi noi ci poniamo in questa prospettiva. Per quel che riguarda invece la mia, diciamo così, il mio contributo personale, devo dire che in particolare il risultato della città di Pordenone, dove sfioriamo il 13%, lo considero un successo che è frutto del lavoro di tanti, e io spero anche di un contributo dato personalmente. Per noi moderati la lettura del voto arriva da Giulia Manzan, secondo la quale il risultato non è stato quello atteso, ma dice siamo comunque soddisfatti di far parte della coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni. Piccoli ma competenti e pronti a dare il nostro contributo. In Friuli Venezia Giulia ci siamo fermati allo 0,93%, rileva Manzan, ma ci sono stati territori come l'area udinese nella quale abbiamo raggiunto l'1,18%. Per noi moderati questa è stata la prima esperienza nella provincia friulana e quindi partiamo da qui, chiude Manzan, verso i prossimi appuntamenti elettorali. E se nella Lega è tempo di processi, questo vale anche a livello del Comune di Udine con il sindaco Fontanini che chiede al partito un ritorno al passato. Sul suo futuro invece la guida del capoluogo friulano non scioglie le riserve, Fratelli d'Italia è pronta ad aprire le trattative. Risultato deludente. Purtroppo le cose non sono andate bene per la Lega, i voti che avevamo ricevuto 5 anni fa sono spostati verso Fratelli d'Italia. Io penso che forse l'avventura che è stata fatta in questi anni nei confronti del Sud Italia a questo punto
deve essere rivista. Noi dobbiamo tornare a essere il sindacato del Nord, essere collegati con le attività produttive del Nord, con i ceti più legati all'economia. In Casa Lega la vittoria del centrodestra al sapore amaro dell'8%, sul banco degli imputati Salvini e la linea poco per nulla federalista. Il sindaco di Udine Fontanini non vuole gettare la croce sul leader ma lascia aperte valide alternative. E sono certo che in questa società in cui cambiano continuamente i leader forse è necessario anche fare delle valutazioni per vedere se ci sono persone che hanno un appeal più forte a livello di opinione pubblica. Le elezioni potrebbero avere ripercussioni anche nel comune di Udine, dove si tornerà al voto il prossimo anno. Il primo cittadino non scioglie ancora le riserve. Le elezioni non sono vicinissime, sono il prossimo anno, quindi saranno ad aprile del prossimo anno. C'è il tempo di riflettere, di parlare, di verificare, di fare tutte le analisi più opportune. I Fratelli d'Italia si godono la vittoria nazionale. Per il capoluogo friulano le trattative sono appena iniziate. Il sindaco Fontanini gode della nostra fiducia, adesso dobbiamo capire appunto cosa succederà e cosa anche deciderà di fare. Se ovviamente dovesse decidere di ricandidarsi, valuteremo ovviamente il nostro sostegno. Sulle prossime comunali di Udine la vittoria di Fratelli d'Italia potrebbe avere ripercussioni, secondo il direttore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini. Indubbiamente il primo partito è quello di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, e quindi vincitori e vincitrice è senz'altro lei. Poi però analizzando le altre figure del panorama politico, diciamo che nello scontro tra Meloni e Letta è evidente che ha vinto Meloni, e nello scontro, nel confronto tra Conte e Salvini invece ha vinto Conte e non Salvini, quindi possiamo dire che tra i vincitori ci sono dei vinti e viceversa tra i perdenti. Questo esito può avere ripercussioni anche in regione e nel comune di Udine? Senz'altro queste elezioni aprono una riflessione e un confronto all'interno del centrodestra, peraltro una coalizione che è stata guidata a turno prima da Berlusconi, poi da Salvini, ora da Giorgia Meloni. E per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, io immagino che Fedriga potrà essere riconfermato come candidato alla guida di questa regione, tuttavia la trattativa andrà sul tavolo del centrodestra. Non lo so se una forza che ha raggiunto qui da noi oltre il 30% lascerà campo libero alla Lega, che avrà due candidati, cioè il sindaco di Udine, se si ricandida appunto Pietro Fontanini, e Fedriga per la regione. Quindi immagino siano entrambe le partite frutto di una trattativa che nei prossimi mesi vedremo sarà molto calda. All'esito del voto da parte del mondo economico, secondo il presidente reggente di Confindustria Friuli Venezia Giulia, Gianpietro Benedetti, è positivo che il risultato delle elezioni garantisca al Paese un governo stabile. Benedetti però chiede che per i ministeri chiave il nuovo governo decida in base alla competenza. La situazione è impegnativa, spiega Benedetti, e negli ultimi anni non si è sostenuto il fare e l'intraprendere, che di fatto sono buona parte del PIL, ed è il PIL, conclude il presidente del gruppo Danieli, che sostiene un social welfare adeguato. Il risultato elettorale, secondo il presidente di Confartigianato regionale Graziano Tilatti, dice che i cittadini elettori hanno espresso in modo chiaro la propria volontà. La maggioranza è netta, ad essa gli auguri per affrontare le emergenze con cui il Paese si sta misurando, scrive Tilatti in una nota, e con le quali dovrà misurarsi anche nei prossimi mesi. Il cresciuto astensionismo, secondo Tilatti, non è un buon segnale. Agli operatori politici dunque il compito di capire come, nonostante l'offerta, sia stato possibile perdere quasi il 10% degli elettori anche in Friuli Venezia Giulia. E i protagonisti di queste elezioni politiche si confronteranno questa sera dalle 21 in diretta su Telefriuli, con la formula ormai rodata, ospiti in studio e collegamenti in diretta dal territorio. Appuntamento dunque da non perdere questa sera dalle 21 su Telefriuli. Noi passiamo alla cronaca. Un uomo di 31 anni, cittadino marocchino, privo di documenti di soggiorno, è stato fermato dai carabinieri della stazione di Casarsa per l'ipotesi di reato di violenza sessuale. Secondo quanto ricostruito, avrebbe
avrebbe abusato di una cittadina di Valvasone in un magazzino nella periferia di San Vito al Tagliamento. Dopo la denuncia della vittima, le indagini hanno ricostruito attraverso anche l'ausilio dei sistemi di videosorveglianza comunali e privati la dinamica degli eventi e l'identificazione del responsabile del reato, che è stato individuato a Gleris di San Vito al Tagliamento nelle vicinanze dello stesso stabile ed è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto perché a suo carico ci sono concreti e gravi indizi di colpevolezza ed è alto il pericolo di fuga. Per questo è stato portato in carcere a Gorizia. Se la prende con i medici a Tolmezzo e li aggredisce verbalmente in corsia. Una donna di 63 anni è stata condannata dal Tribunale di Udine a 9 mesi di reclusione per interruzione di pubblico servizio. Era convinta che i sanitari dell'ospedale di Tolmezzo non accudissero adeguatamente il padre e li aggredì verbalmente, anche minacciando denunce. Per quel comportamento oggi è stata condannata a 9 mesi di reclusione. Si è concluso così il processo a carico della 63enne udinese Maria Grazia Caputo, giudicata colpevole di interruzione di pubblico servizio e false dichiarazioni dal giudice del Tribunale di Udine, Rossella Miele. Il fatto è accaduto il 20 gennaio del 2019. Quel giorno, nel reparto di medicina dell'ospedale Carnico, aggredì verbalmente medici e infermieri urlando nel corridoio, turbando così la regolarità del servizio. A riportare la calma furono i carabinieri di Villa Santina, ai quali la signora riferì, contrariamente al vero, di essere residente a Como. Alla donna è stata concessa la sospensione condizionale della pena. La Regione punta a formare 400 infermieri per impiegarli sul territorio entro il 2025. Infermiere di comunità, una figura indispensabile per garantire l'assistenza sanitaria sul territorio. In Friuli Venezia Giulia, come su tutto il territorio nazionale, si sono visti esempi di quanto sia necessario avere un punto di riferimento a diretto contatto con la comunità. Ed è proprio su questa figura che la Regione punta qualificando il personale. L'infermiere di comunità diventa pilastro fondamentale di questo tipo di risposta, che ha a che fare con l'assistenza alle persone e anche con la promozione della salute. Quindi noi con queste attività che adesso stiamo discutendo con gli ordini e con i rettori, insomma, cercheremo di condividere un percorso di formazione che consenta il riconoscimento di questo ruolo che per noi è estremamente importante. Sono 400 gli infermieri interessati dal percorso e che entro il 2025 saranno impegnati sul territorio non solo dal punto di vista professionale ma anche con contatti con le realtà territoriali per garantire un'assistenza capillare. Questa è la stima, ma naturalmente poi insomma, il lavoro è in progress ed è un lavoro estremamente importante anche soprattutto per i nostri professionisti, dove l'infermiere gioca un ruolo strategico nella risposta di salute. Confronto tra Regione, sindaci e SIOT sugli impianti di cogenerazione sul territorio previsti dall'azienda che gestisce l'oleodotto. L'assessore Scoccimarro vuole mediare tra i diversi interessi, ma è già polemica per il mancato allargamento dell'incontro ad altri portatori di interesse. Regione, sindaci e vertici della SIOT di fronte oggi in un vertice per affrontare il progetto dell'azienda che gestisce l'oleodotto e che prevede impianti di cogenerazione per produrre energia elettrica a favore degli impianti di pompaggio del greggio sul territorio. All'incontro in videoconferenza hanno partecipato l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro, i sindaci di San Dorligo della Valle, Cavazzo Carnico, Paluzza Cercivento e Reana del Roiale, oltre al presidente della SIOT Alessio Lilli e i tecnici della direzione regionale all'ambiente. Scoccimarro ha evidenziato che per quanto la normativa vigente in ambito ambientale attribuisca la maggior parte delle competenze allo Stato, la Regione ha da tempo avviato un confronto con l'azienda per ottenere risposte alle istanze provenienti dal territorio per voci dei sindaci, dapprima per la mitigazione degli odori sviluppatisi nell'area triestina a ridosso dei depositi di greggio, ora per i progetti di sviluppo dei cogeneratori. L'azienda ha espresso la propria volontà di dialogare con le istituzioni e la disponibilità a sviluppare progetti a favore delle comunità locali. Sul tema è intervenuto anche il consigliere regionale del Patto per l'Autonomia Massimo Morettuzzo, che auspicava un allargamento dell'incontro ad altri portatori di interesse e ha annunciato un'interrogazione sul tema per il 29 settembre. Prima giornata nelle Marche per i volontari della Protezione Civile regionale che assieme anche ad alcuni funzionari operatori della Croce Rossa sono partiti ieri con una trentina di mezzi.
Primo giorno di impegno, quello di oggi, per i volontari della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia che, partiti da Palmanova, hanno raggiunto Ostra nelle Marche nella tarda serata di ieri per prestare aiuto alle popolazioni colpite dall'alluvione. Dopo aver trascorso la notte nella palestra comunale, i volontari si sono messi all'opera stamani alle 8 raggiungendo una zona residenziale di Ostra ricoperta da uno spesso strato di fango. Oggi le condizioni meteo sono clementi e favoriscono le attività dei volontari. Stanno operando per pulire le strade poiché la viabilità risulta al momento di transito molto pericoloso. Non a caso possono percorrerla solo i residenti. I volontari stanno riversando per questo sull'asfalto diverse migliaia di litri d'acqua per mettere in sicurezza non solo le strade ma anche i marciapiedi e gli accessi alle case. Continueranno fino a questa sera. È previsto anche un incontro nella sede del municipio di Ostra con il sindaco, i funzionari del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e con i vertici della PCR delle Marche per fare il punto sulle prossime attività. Tra poco a Sport FVG parleremo di Udinese, di basket, di calcio femminile, di corsa in montagna. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e una buona serata, arrivederci.